Last Christmas I give you my heart. Last Christmas. Il maestro Silvano Plafford che dà l'avvio a Fantastici, la rubrica in cui andiamo a conoscere i nostri fan, oggi con un brano natalizio, Last Christmas, in versione rivisitata. Last Christmas, maestro, che significa? Beh, ultimo Natale. Forse l'ultimo Natale, perché stai continui a suonare qualcuno ti coppa. Poi fastidioso, cambia lavoro. Ecco, come avete capito, al mio fianco c'è la nostra amica Luisa Pironi, italo-americana, pensate un po', ma che come avrete sentito l'italiano un po' lo parla. Io mastro italiano. Non tanto, ecco, l'italiano è dialetto soprattutto. Ecco, ti chiedo solo, Luisa, di non offendere il nostro maestro Silvano Plafford, perché lui qui si presta a dei semplici stacchetti, ma in realtà è un grande musicista. Dietro di lui c'è un grande musicista. Sì, appassionato di grande musica classica. Io ho un grande maestro che è il maestro Mozart. Mozart diceva che un grande musicista deve avere 3 cose. Deve avere testa, cuore e dita. E imparare a suonare anche a Mozart, anche le 4 robe. Ora i risultati qua. Non offendiamo sempre il maestro, c'era tempo per farlo. Iniziamo con le domande per conoscerti meglio, perché in questa rubrica noi andiamo a conoscere i nostri fan. Oggi ti metteremo sotto pressione, ti metteremo alla prova con una domanda attitudinale. Una simulazione. Iniziamo. Voglio scoprire il tuo carattere con questa simulazione. C'è una tempesta in corsa. Si mette improvvisamente a grandinare. Tu sei al centro di una piazza e sei senza ombrello. Che cosa fai? Cerco un porto. Non ce ne sono. Vado dentro a un bar. Sono chiusi. Fatto che passa uno con ombrello e mi piro sotto. Sei solo tu, non c'è nessuno. E ora mi chiappano la piova, cosa tu che fai? Voglio vederti, te cosa ho fatto? Che è tutto sano, che c'è nessuno. Voglio vederti, te. Milk I want. Scusa? Milk I want. Milk I want. Latte voglio. Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte. Maestro, scusi. Non faccia canzoni a caso, perché adesso tra l'altro proprio da contratto c'è la sua base musicale, per cui se vuole deliziarci col prossimo brano. Certo. Scusi, che brano è? È un brano di Riccardo Fogli. Luisa, non lo insulti stavolta. I come in peace. Ah, ok, vengo in pace. I come in peace and give fire. I come in peace and give fire. Possiamo, tipo, ho acceso il fuoco della pace. No, in pisa il cammino e date fuoco. No, piano. Basta prendere in giro il maestro Plafford e iniziamo con un'altra domanda. Hai mai vinto qualcosa a un concorso? Settimana passata ho vinto al supermercato un concorso che ti dava in palio delle borse, delle sport. Ma non ho fatto ora andarle a ritirare, non ho tolto niente. Forse perché era fino a esaurimento sport. E ora mi vuoi stare muta, io poi tomo in giro. E ora sto tenendo cosa che ti dico, tesoro. Prego. Va a fare bungee jumping con spago da Savi, copate. Io direi che Fantastici finisce qua anche per questa sera. Grazie al maestro Silvano Plafford, grazie a Luisa. Un ultimo brano. Ancora Riccardo Fogli? No, Marco Carta.